Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Emergenza coronavirus ancora in primo piano. Anche oggi numeri altalenanti in merito al contagio in Lombardia. Sono stati infatti individuati 1.402 nuovi positivi a fronte di 11.758 tamponi processati. Resta dunque alta l'incidenza che si attesta all'11,9%. Aumentano, seppur di 4 unità, i ricoveri in terapia intensiva, ma scendono di 59 quelli in altri reparti. I decessi sono stati 78 e per quanto riguarda le singole province, Varese si attesta al quinto posto su scala regionale con 72 contagi accertati, dunque non è da escludere che nei prossimi giorni il numero possa essere incrementato dai test arretrati. Passiamo ora alla cronaca. Ha destato grande cordoglio anche a Varese la scomparsa di Marco Formentini, il primo e unico sindaco leghista di Milano in carica dal 1993 al 1997. Ad annunciare la notizia è stato Davide Boni, ex presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Formentini aveva 90 anni ed era malato da tempo. A lui è dedicato un ricordo sul nostro sito. Restiamo sulla cronaca, la città di Rho finisce sotto i riflettori nazionali per una polemica innescata dalla giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli. Al centro della vicenda c'è il figlio del proprietario di una catena di supermercati che, secondo quanto segnalato, ha postato sui social un video girato con gli amici all'interno di uno dei punti vendita e ancora altre immagini di feste organizzate in violazione delle norme anticontagio. Anche a questa vicenda è dedicato ampio spazio su prealpina.it. Spostiamoci ora a Busto Arsizio. Proseguono le indagini sull'omicidio di una donna ucraina trovata senza vita in uno stabile di Vicolo Landriani. Vediamo il servizio realizzato da Francesco Inguscio con immagini di Davide Caforio di Agenzia Blitz. Rifiuti abbandonati ovunque, giacigli di fortuna, topi, sporcizia in ogni angolo. È un viaggio nel degrado più estremo, quello che si compie entrando all'interno del palazzo abbandonato di Vicolo Landriani, dove lo scorso 13 dicembre è stato rinvenuto il cadavere di una donna, che quasi certamente è stata uccisa. Questa almeno è l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti. L'edificio, oggetto di fallimento, versa da anni in uno stato di totale abbandono. Entrare nello stabile è fin troppo facile, diversi ingressi sono aperti. Probabilmente ancora per poco. Il sindaco di Busto, Emanuele Antonelli, ha infatti dichiarato che ordinerà al curatore fallimentare di murare tutte le entrate al più presto, in modo che nessun disperato o tossicodipendente possa di nuovo accedervi. Chiudiamo con lo sport, niente trasferta a Trieste per l'Open Job Metis. La formazione varesina tra giocatori e staff tecnico ha infatti riscontrato la presenza di 12 contagi da coronavirus. La Lega Basket ha disposto il posticipo a data da destinarsi del match originariamente fissato per domani alle 18:30. Il tempo medio di inattività agonistica degli altri club vittime nei mesi scorsi di focolai Covid, ossia Cantù, Cremona, Reggio Emilia, Venezia e Trieste, è stato di circa 3 settimane. E a questo tema sarà dedicato un approfondimento sul giornale di domani, disponibile sia in edicola sia sui supporti digitali. Questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna domani come sempre alle 19, una buona serata.